Eccoci con mister Alessandro Gallina. Oggi una partita difficile, ostica, siamo andati sotto, abbiamo avuto la fortuna di pareggiare subito e poi questo gol è l'ultimo che ha forse penalizzato un po' troppo il Musile, che ha fatto una buona partita. Partiamo da qua. Sì, sicuramente abbiamo trovato un Musile al di là della classifica che ci tiene ancora, ecco, per cui è stata una partita difficile per noi, specie dal momento che siamo andati in svantaggio. Però insomma sempre da fare un plauso a questi ragazzi, stiamo lavorando in una situazione abbastanza difficile, ecco, perché abbiamo diversi infortunati, però insomma i giovani che sono andati sui vecchi gli hanno dato l'anima per riportare a casa un risultato importante. Sì, oggi avevamo Ivan che sembrava non trovasse bene la posizione sul campo vista dagli spalti. Aveva qualche ordine speciale? Ma Ivan è un ragazzo, anche lui, che si è aggregato a noi. La condizione anche da parte sua non è ottimale perché l'abbiamo da 10 giorni. Diciamo che i messaggi, ecco, quelli dell'allenatore erano un po' quelli di svariare un po' sul fronte offensivo, a volte senza dando magari dei riferimenti avversari. Oggi era importante i 3 punti li abbiamo fatti e adesso mancano 2 partite al giro di boa e poi c'è un mese di pausa che per noi sarà oro. Ma sicuramente, anche perché vedremo un attimino quelli che saranno i movimenti, ecco, così. Però insomma questo gruppo è un gruppo che da quando sono arrivato io tutto sommato che sarà una situazione, anche se oggi nel primo tempo mi sarei aspettato molto di più e lo sanno anche i ragazzi. È sempre difficile giocare con queste squadre che si chiudono, cercano di portare via il risultato, magari anche il pareggio. Cercheremo di migliorarsi, l'importante è dare continuità a questi risultati positivi che stiamo facendo. Bene, grazie mister.